I comuni virtuosi non sforano il patto di stabilità ed invece i comuni spendaccioni lo sforano e rimangono impuniti. Come si spiega? È un classico all'italiana, voglio dire ancora una volta, nonostante cambino i governi centrodestra, centrosinistra, tecnici e adesso una fase così di grande insieme, le regole del gioco non cambiano mai. Chi ha fatto grandissimi sforzi per rispettare il patto di stabilità e nello stesso tempo pagare i propri fornitori, oggi si ritrova lì, come dire, cornuto e mazziato alla romana, mentre coloro che hanno speso o addirittura a un certo punto hanno debiti fuori bilancio si ritrovano tutto misteriosamente condonato, una cosa che non va assolutamente bene. I sacrifici che sono stati fatti dai sindaci dei comuni virtuosi dovrebbero essere premiati e invece ci ritroviamo ancora di fronte a situazioni più o meno disastrose se non molto difficili.